Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! E Reggio Calabria più vicina a Roma, 2 treni Freccia-Argento collegheranno la città dello Stretto alla capitale. L'accordo fra Regione e Trenitalia è il primo passo per collegamenti veloci fra la Calabria e il resto dell'Italia. Vediamo. Solo qualche giorno fa il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, giunto in Calabria in treno, ha verificato quanto sul fronte dei collegamenti la regione, sono parole sue, sia indietro. Non ha scoperto nulla di nuovo, i calabresi lo sanno da sempre. In queste ore, in una conferenza stampa di Regione Trenitalia, emerge un fatto concreto. Finalmente ci sarà da Reggio un collegamento veloce verso Roma. Una nuova offerta che si raddoppia per quanto riguarda il segmento Freccia-Argento, quindi un collegamento Roma-Reggio Calabria in partenza il mattino da Roma e un collegamento Reggio Calabria-Roma in partenza il pomeriggio da Reggio Calabria, quindi un completamento dell'offerta che nasce andando a cogliere, questo è l'obiettivo e l'auspicio, le esigenze di mobilità lunga percorrenza della Calabria, anche attraverso un'interlocuzione molto proficua, seria e utile per noi con la Regione. Un risultato importante, ma come funzionerà? Un servizio a mercato, quindi un servizio che si regge da sé, si reggerà sulla risposta che il territorio riesce a dare a questo nuovo servizio che raddoppia, ripeto, i collegamenti veloci tra la capitale e la Calabria. Lo sviluppo di un territorio ha bisogno di una rete di collegamenti che funzioni. La sinergia tra Regione e Trenitalia è strategica per incentivare la mobilità veloce interregionale. Nel corso dell'incontro con i giornalisti annunciati interventi anche sulla rete ferroviaria interna ferma ai tempi di Cavour. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!